Certo miglio per cavalli di 3 anni, sono in 8 dietro l'autostart, 1 Frank Bye Bye, 2 Favilla AMG, 3 Furubrunnen Point, 4 Frida GSO, 5 Fairy Tail Home, 6 Forest AS, seconda linea 7 Fatima 3B, 8 Fighter. Corsa molto aperta, con Favilla AMG che chiude favorita, macchina che stacca, Furubrunnen Point veloce ad assumere l'iniziativa nei confronti di Favilla AMG. Tra i partiti invece molto male Fairy Tail Home, che è rimasto praticamente a un'ottantina di metri dalla testa. E intanto i primi 200 in 14,8 sposta presto Favilla AMG, che va a rilevare al comando Furubrunnen, che non si oppone. Terza posizione per Frank Bye Bye davanti a Fatima 3B. E i 400 in 29,8. All'esterno c'è invece Fighter. Fighter progredisce gradualmente trascinandosi Forest AS e poi anche Frida GSO, che viene via addirittura in terza ruota dopo 600 metri in 45,5. Terza corsia per Frida GSO, che va su Fighter e si porta poi su Favilla AMG, sopravanzando lo stesso Fighter e attaccando a un giro dalla conclusione. 59,8 con parziali in 30 e 14,3 davanti alle tribune. Si mantiene leader Favilla AMG con Frida GSO, che comunque rimane al salchi. A contatto è sempre Furubrunnen Point, chilometro in 1,14,2. Più indietro Frank Bye Bye, mentre Fighter cerca di riproporsi, ma ha perso contatto dei primi. Ora un parziale ancora in 14,7, si affronta la curva conclusiva, poi c'è l'errore di Forest AS, intanto numero 6 Fighter in terza ruota, in quarta ci va Fatima 3B, al comando però è sempre Favilla AMG, che entra in testa in addirittura d'arrivo, ultimi 150 di gara con Favilla AMG in vantaggio. Un po' provata però Favilla, deve vedersela con l'arrivo di Fighter e soprattutto di Fatima 3B, che nel finale passa per vincere sulla stessa Favilla AMG. Al terzo posto è Fighter, 1,15,1, 31,7 a chiudere. In chiara difficoltà nel finale Favilla AMG, a cui sono mancati gli ultimi 150 metri. Andiamo a rivedere, pur sostenuta non può fermare la progressione di Fatima 3B, che veniva in quarta ruota sulla curva conclusiva e chiude forte. Terzo posto per Fighter, il successo a sorpresa da estremo outsider per Fatima 3B. Carmine Piscuoglio in sediolo, società Alessandrini, per conto di Daniele Zanardi.